Auspician Alle Parei Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Buon dia a tutti. Torna un'altra volta qui, come dico sempre me, a Battle Tacun, in una nuova registrazione dalla programmazione da Le Parei La Fare, la programmazione della famiglia piemontese al Freire, Adolfo Barale. Stavolta sì, un po' diversa, con invitati, con gente che non è trovata, ma veramente con gente che viene da là, dall'altra parte del Baccias, da là del Piemonte. Come va? Come te stai? Bene, tutto bene. È un gusto che sia insieme a noi, piacerebbe che ti presentassi, per tutta la nostra audienza, sa tuo nome. Mi vengo da Invia, mi chiamo Elda Magnano e siamo a me le venute mie sorelle che si chiama Vilma Magnano, da Barge. da Barge. Pare che da due paesi diversi, Elva Elda e Vilma che avevamo trovato sì. Come lei che deve arrivare sì a Freire? Noi siamo arrivati per venire trovare i nostri parenti argentini, che erano venuti loro prima a trovarsi noi e sono arrivati su tramite un cugino che poi con il tempo l'ha cercata e la trovasse e allora noi lo mi ha detto domani già trovare una volta e sono venuti. Le tacca tutto insomma, dal frel di nostra nonna, che ella era venuta giù tantissimi anni fa, in sacca di fortuna, come tutti, dal Piemonte. Come tanta gente che l'ha immigrato. Sì, Ora lei che va a immigrato. contenere una storia di un fratello di sua nonna, di un hermano di sua nonna. Noi abbiamo il programma per lei, ci Roma con poco in spagnolo, in castisa, perché per tutta la gente ha seguito bene il discorso in piemontese. Sì, Che è proprio una vera storia di vita, Sì, una storia che fa emozionare. sì, che noi tuttora si emoziona a parlarne e a sentirla parlare. Nostra nonna l'ha sempre disse che aveva un fratello che le partì per l'Argentina e l'era giù. La salutalo e da un'ora la mai pisavi niente da chi è. E l'on era una cosa che se la portava da re anni, fin da quando i miei l'erancito si contava la storia del suo fratello, che si chiamava Chiafredo, e che per chi l'era sparì, perché alla fine savi niente, la salutalo, le partì per l'Argentina, e poi però l'ha scritta tante volte, ma le mai arrivava niente, e per chi la diceva, mio fratello sarà morto da che parte. Ma papà comunque l'aveva sempre avuto questo desiderio di trovare questa persona, ma non è mai riuscita a accontentare sia mio papà che mia nonna. E invece poi un dì le arrivai un figlio, che era il 1999, mi ricordo bene perché mio figlio era appena nato, e là praticamente era venuto in Italia per trovare i suoi parenti da Cuba. E da lì l'era andata in comune e la via fare il collegamento con mio papà e mia nonna. E quindi l'estate per mio papà, però purtroppo mia nonna era papì perché le era mancante il 92. Però mio papà l'aveva fatto talmente piacere che era l'ultimo dì che era in Italia, poi partiva per l'Argentina. E l'ha proprio slargato il cuore mio papà. Poi da lì lui ha tenuto il contatto con nostro cugino dell'Argentina, che con tutti i documenti l'aveva andato a piedi a Barge e tutto, l'aveva fatto tipo un albero genealogico. E da lì lui ha scoperto tanti parenti, perché lui ha scoperto chi è che era venuto sì, purtroppo l'era per sposarsi o per scelta o per non so pa,
però l'era stata a lavorare in tante famiglie della zona, quindi di Ramona, di Eusebia, Santa Fe, e tantissimi lo conoscevano e l'hanno parlato tu bene chiaro, e lo lì le stai una cosa che fa piacere. E mio papà è proprio stato entusiasta. E però l'ha sempre detto, mi riuscirai mai andare all'Argentina. E niente, non mi ha detto, niente quando ero mai all'Argentina. Poi da che anni lì, l'attaccare è comunque parente di derivazione, su a Truesse, e niente l'ha sempre fatto un grosso piacere, perché lui ha conosciuto tanta gente, nostri parenti alla lunga, perché comunque sono parenti alla lunga, però tutti tanto graziosi, perché nisien e sa facien, erano proprio gentili. E poi un dì, tre mesi fa, siamo trovati tutti intorno a una tavola. L'erano una sera, mia e mia sorella e le nostre famiglie, e l'abbiamo piacere di fare, insomma, un'età che forse penso un viaggio, tutti insieme sarebbe piacevole. E mia sorella fa, andiamo un po' in Argentina a vedere dove le, insomma, riposa per sempre nostro parente che sarebbe Chiaffredo, che l'abbiamo disse che era su Tarabelle sia Ramone, tu. Allora, boh, insomma, e mai fioi, hanno detto, ah, se andiamo in Argentina, andiamo con niente. Suo figlio e sua figlia l'avevano proprio piacere, però purtroppo per lavoro non potuto farlo. E nostri uomini non potuto venire per problematiche di parentela, allora non potuto venire e noi siamo partiti, siamo venuti giù. Pia el pasarote tola, como le decimos nosotros, y pia el aéreo y me decía a la Argentina. Para que el motivo por el que vinieron, para explicarlo un poco, es por un hermano de su nona que había venido a la Argentina, que la gente de Italia, lui l'aveva mai avuto notizie, sua nonna l'aveva stata con l'uomo en Selcor, la nonna quedó con eso en el corazón y bueno, tras una reunión familiar se decidió venir a la Argentina y vinieron Cioè, acá a Truey Parent. Sì, A Truey Parent. sì. Difatti siamo arrivati, l'hanno accogliuto proprio benissimo. Poi in che l'hanno fatto praticamente la sorpresa che siamo trovati una cinquantina di persone, tutti parenti, tutti comba, intorno alla tavola e lo fatto in Disney tutti insieme. E stai, penso, il sogno che lei dia a tutti, sì, lo mi portato sia mio papà che mia nonna insieme, Insieme. perché lui era suo sogno e non sogno, e lo mi riuscì. Penso che sia una cosa per noi importante e una soddisfazione come dai a mio papà e mia nonna. Cioè, Veramente. nostro papà e nostro. Emoziona veramente, è vero che ho calato lacrime. Sì. E poi dopo l'Intel Disney, insieme a tutti i parenti, trovare con tutta la gente che, a parte i parenti, io sempre come amici, cosa la smiave con te a parlare ancora in piemontese, la medesima lingua che parlavo vostri antenati, come parla ancora la gente in Piemonte. Fa piacere, tanto piacere essere lì tutti insieme che parlavano in piemontese. È stata una giornata bellissima proprio. Siamo parlavano proprio bene piemontese, come niente. Chi giù tribulava un po' di più. Lo capia, però parlavo tribulava. Sa già perché, come si dice sempre, le generazioni piccite parlano un po' Sì, meno, ma sì. la gente che capisce ne è ancora tanti. E in cui proprio la giù uieti del di per di, a cosa ho da dire che quel che è il mestiere che leve uieti. Ah, miei attualmente l'uma tara, ma papà, e fuman della tara, cioè l'uma da frutta, e fuma P perché comunque la tara non che renda tantissimo, in culuma scatole in cartone per la frutta. E poi la consegniamo ai frigo che gli tutti lì dantorno in via. Se le scatole de cartón entre que subita la fruta, las cajas de cartón para envasar la fruta. Sì, bravissimo. Imballaggio. E in campagna, il tocco terra che leve, con cosa lo coltivi? Le cito a confronto vedi sia l'Argentina, sono citi.
Però l'uma un po' di kiwi, un po' di castagné, uva, sempre, cioè a pezza, toc citu, e ramassin, e poi ora mia le parti un po' così a fe, un po' di patate, insomma, fuma patate, mais e grano. Ah, un po' Un tutto. po' tutto, Il cibo per un po' tutto. Tante frutte, il grano, la melia, le patate, però un talcino. per un tel cibo. Sì. Ma va ben parecchio. E però diciamo che coltivare frutte è una roba che rende più che fa bituma melie o bitet grano. Al di d'anchei, insomma, con il fatto che anche i kiwi hanno un problema perché c'è una malattia, gli è papina frutta che rende tanto. Allora, devi diversificare un po', avere un po' di son, un po' di long, un po' di Un là. po' tutto. Cioè, Noi enti ve le silum la costuma di pavi te tutti io nella medesima cabana. Proprio un po' da una parte, un po' dall'altra, per avere un po' tutto. bravo, bravo, anche se per carità la quantità non è pas grossa, però avere un po' di tutto, che se poi insomma va pa una cosa con che cosetta pesano davanti e poi si gittuma un po' col fatto che fuma le scatole che se permettono davanti e anche avere fior a A travagliare. lavorare. No, no, sicuramente è un'altra attività che dipende pas tanto dal tempo e tutte quelle cose lì, perché Bravo. lo che è la produzione in campagna, tu sappiamo più o meno come è. Le co tanto lega alla frutta, perché se gela ti la spal travaglio. Cioè, Sì, l'è sempre tanto lega Al anche al tempo, al tempo. sia la frutta che le scatole per la frutta. Sono sempre Ah, sí, sí, tanto legate. no, lo lo capisco bien. Nosotros acá entendemos bien todo eso porque la actividad agrícola acá también está ligada al tiempo. Depende lo que fue al tiempo, perché ti fases o fases pa. E lo lì aveva di tanta, Sì. fene a pa fene, cambia da parei a parei. Bravo, bravo. E quindi se gli l'anni che gli pide frutta, io travaglio un po' di più. Se un po' di meno frutta, travaglio un po' meno. E tutta con la raccolta della frutta, la cosecha, come diciamo noi Sì. sia in Castilla, la fai voi tutta in famiglia o... Sì, sì, tutti noi in famiglia. Noi riusciamo a gestirsi nell'ambito familiare. Perché le tutto, come dicevo prima, diversificare in quantità cite. Quindi Sì, sì. in tempi diversi. Non ho già abitato apposta che i pensa le raccolte diverse. In periodi Crea diversi. più In che maniera lì? L'ho cercato di strutturare un po' l'azienda in che maniera lì, che venisse gestisse una famiglia, più che d'altro. Sì, la campagna le prende, però volete vivere in campagna o Sì, 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 sì. sì. Io vivo in campagna, Distante dal paese? 3 chilometri, più o meno, no, 2 chilometri sarà dal paese. Sono tutte più grandi. Bravo. Da tuo paese a tuo paese vai a distanza in è? Non so pas, tra Barge via avrei sarà come chilometri. Sarà 4-5 4-5 chilometri. chilometri. Magari in 4-5 km lì ne hai 3 o 4 paesi. No, 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 no. no, je maak Sempre una je- frazione, Una San fra- Martino. San E Martino. noi è colloca, la frazione Già, loca cioè, la e frazione. poi via. Però Le due frazioni, però sono Due frazioni, due paesi, qua insomma, sì, ma sì, invece sì. la distanza è le enorme, no, è sì, enorme. le enorme. Difatti, La insomma. distanza che l'umanità tira su. Insomma, stupisce tanto. E ve le senti la zona nostra che l'hai vista tutta una pianura Tutta enorme, pianura. che ti vai a fin. E i campi enormi, vedo ma sempre il campo, e sta strada dritta, lunghissima, che vedo spalla fin, E è sempre dritta. da quando hai estratto tutto uno spazio tanto grosso, vedi che vuoi dire che no, mi vedo, Mai visto, mai visto. dico che non so là, però vedo il foto, le cose che monto, alle proprie sembrano fino a incontro al pavimento. Fino al ciglio. Sì. Invece sì, no. È tutta pianura? Tu- Sì, Sì, è sì, tutta sì, pianura, sì. vedo montagna, No, collina, ma io in montagna perché distante, sì,
perché l'Argentina è lunga e larga, Esatto. e in è montagna, in è tutto, però me Cioè, le Sì, sente che se ve Argentina l'ha sì, tutta, in è esatto, tutto. nord e sud e tutto. Però sì, due su una ora, la Pampa, non era per niente montagna, No, no, vent'anni veda già verso costiera, Cordova, Ventafene ecco, è quasi 200 chilometri per lei in montagna. ecco. Sì, 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 infatti. È proprio completamente diversa da Rieti, lassù come spazio. E La non molto, farsi piacere di però completamente non molto. No, non c'è, però mi vedo che quando uno parla, la produzione, tutte queste cose, lì più o meno parliamo la medesima lingua. Sarà che per le sie alle non e le cose sono più grosse, Sì. Sì, sono più più all'ingrosso, Sì, insomma, sì. però la forma travagliere o lo Ah, casdis, alle sì, più o sì, meno sì, 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 simili. sì, dei stessi Sì, moltiplica però è sempre la medesima linea, insomma. sì, Mm. sì. No, 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 è vero. Quello è vero. Magari la giù, il lavoro ancora più in famiglia che me le si. Lo lì Sì, lassù sei pa come sia, sì, come le sì. e ve le sì, ne è con poche tutte, ne è famiglie che lavorano tutti insieme, ne è in cui in dì, parlando della terra, ne è imprese grosse che la fanno in dì, con tutta gente operaia, gente dipendente, e ne è con poche tutte, un po' che tutte. Hai pa due realtà che si stesse. Ecco come lassù. Eh? Ecco come lassù. Infatti, e però la fa sempre. Sì, insomma state proprio contenti. Cioè, Piacere, Biale. Allora ventria che mai se torna un'altra volta. Fino a quante steve ve le in Argentina? Stiamo fino al 15. Fino al 15 del mese di maggio. Sì, sì, insomma, sì, io sa dal 5 al 15. desdì. Andate a fare spas per lì e di mire dall'Argentina o steve ve le sì sempre da Stiamo papà? stai 3 dì a Buenos Aires, ora stiamo 3 dì sì, Ramone, Eusebia, i paesi vicini, e poi da nostri parenti, a trovare i nostri parenti, e poi andiamo 3 dì su alle cascate Iguaz. Un bel posto. Sì. Un bel posto. E la roba da mangiare, le sì, la comida argentina, cosa la segnava? Tanta carne. Tanta carne. Roma mangia tanta carne, però è tutta buona. Ah, almeno lunedì sono noi. No, ma le Molto proprie buono. vere, le proprie vere proprio. In hai ancora tanta carne che il bestie non le va a parare al largo, un pastore. Forse le Eh, loc. con il tempo Anche lì, l'erba che mangi, sì, sì, con il tempo lì magari dirà come la da Uieti, però per il momento ne trovo ancora tanta carne che sono delle bestie che sono parecchie che mangiano il pastore e mi penso che le lonca il buon Spero gusto. che continui a imparare perché la Carla è veramente. Se per dire Angus che l'avevi mai tastato, almeno mi. E ve le sente che insomma noi robe da mangiare che fanno cadi piemontesi sono ancora i robe che hanno portato i nostri nonni, noi le ricette sono ancora ve le si fuma la bagna cauda, fuma i paste suite, tutta la moda piemontese. Ah, Perché quindi, veramente ve le si è ancora in Piemonte, in Argentina. meno bravi, male, sono bravi. proprio contenta. Sono orgogliosa, allora. Difatti, Meno male, una l'oncle cosa di bella. miei, quando sono venuti in del paesotto un po' piccito, si smiava un po' di sì a capo. Perché comunque la gente parla di piemontese, anche il modo fecco comunicati, quindi le neanche ti senti distante da capo. No, no, Eh, lo lì ti sa che 1940 e passa anni, l'avevo mai visto in piemontese, là mai parlato insieme a niente. Dopo tacca parlare per un gruppo che si chiama Parluno Piemontese, un gruppo di WhatsApp, da lì fai tante amicizie e grazie a loro l'hanno attaccato a loro, a tanti di altre cose, l'hanno sia freire e mi vi l'opportunità di parlare insieme a tanti. E non le beste. E mi dice che come che la vai a passare il tempo. Parles insieme a venire là e parles insieme a tuo pare o tuo fratello o tuo vicino e insomma pensuma e insomma stesso. Sì, Perché bravo, per picchina sia, sai pa, a un 10.000 chilometri di distanza, bravo. un bacias deva enorme o Lucasia e 150 anni l'hanno passato e pensuma e l'umana forma vive quasi stesso. Bravo, bravo. E l'onga è una cosa che è bella. Quando arrivi è proprio bella. Perché ti senti a capo. E forse, dices, forse perché
nostri anziani sono venuti sì, quindi in una parte della nostra cultura così. Sì, veramente. Sì. Bene, sì, i DVD un po' l'ante il porte, i piemontesi hanno avuto la fortuna che l'hanno mandato a fare tutti bene sì Forse in insieme stessa e la via passa zona. proprio in una zona che era, come l'hai detto nel momentino andare a fare, in Piemonte, bene sì, in l'Argentina. Ecco, sì, sì. Sì. Non fa se proprio piacere. Infatti sono stati proprio contenti di essere venuti in Argentina. No, alle proprio state piacere, scure insieme a voi, daria il tempo per parlare tante P, sicuramente tante cose P, ma come diciamo sempre alle cretine, venta te, pare che veramente un ringrazio a tutti e due, la stai Grazie a tenendo, te. Grazie a voi, Eiti, che le avete permesso di fare questa cosa. Sì. Grazie mille. un piacere, Un piacere condividere proprio. una ciacciarà per lei insieme. Insieme. Stai proprio bellissimo. Ciao, ciao, come stai? En kren kuma luma atacar la programación seria il post dai giuvenili di Zuma Parai calan fane una visita bellezia fresca la ruba di Zuma un po' sorpresa, né? Come sei tu? Bien? Estou bem, Sta estou bem. bien? Sì. Bien. Come va a fare bellezia l'Argentina? Non trovasse bellezia l'Argentina di Zuma Sono Parai. Bingo Night. Sono Bingo Night. Mangio martedì, ma sempre carne. E Bene, buona, è tutta roba buona. tutta roba buona. Tutta roba buona. Bene, bene. Su Amare alla conta un po', che ero con i gambe sotto la tavola e l'hanno fatto in via di due andiamo all'Argentina e l'hanno piato il passarotto tolla come e l'hanno venuta all'Argentina. Piano per tutti. Bene. Mi sono proprio contento, è una cosa che lei sempre voluto venire in Argentina, da cantare sul nostro così in van. E allora lei sempre voluto venire giù e cantando su di un domani in Argentina e dice a me sono sicuro. Cioè, Ma piagnete il passerò. quella fare la da vive il dito anche insomma lì all'Italia. Voi siete in campagna, vive in campagna o vive nel paesotto e va a lavorare alla campagna? Viviamo in campagna, troviamo in campagna. Lavoriamo in campagna, bene, Tranquillo, tranquillo. ci sta bene. Come la fare dal dito anche a PES vive più o meno bene o sta lavorare, sta facendo sforzo, sta lavorando un po' più per vivere più o meno bene? Come Sta la a fare? fare un bel sforzo, soprattutto in campagna, che in campagna è difficile come uno da niente, ma niente, il fatto che trovi, fumo più che un lavoro, fumo un po' di campagna, un po' di lavoro in magazzino, insomma, a tirare avanti, Ah, pian bien. piano. Combinan unas cuantas actividades, digamos así, para poder solventar los gastos. En tapa fet, fíjate, miseria di No, nuovo parai per vivere. no, Più o meno va, sì, se va, se tira avanti, se tira avanti. basta avere a traie e poi si tira avanti. Bene, bene. Sì. Come le la fare più o meno, Pablo, da la piemontesità, i giuvinot, Paolo? Parlo piemontese, parlo qua, come le la Ma, fare? i piemontesi il piemontese lo parlano, ma che ti paesoccito. Cioè? Canta magari al mare, pare, non che parlano con piemontese, loro lo parlano anche un po'. Però tipo il funne, il fie giù, lo parlano un po', ma lo Lo capisce. capisco. I fioi, ma chi di pit campagna, chi già per pizzità lo parla un po' più, comunque saperlo lo sanno tutti, lo scutono tutti, però parlarlo è difficile sentire il Ma piemontese. se fa un'attività per gittare un po' per tirare avanti il piemontese o poche niente, almeno sdrissati su Poche, per sono un po' ben informato su tutto, però non è pas più tante attività per poter imparare a parlare piemontese, anche perché le scuole soprattutto le pavaire ben viste per le piemontese, perché come parlavamo prima, i giù arrivavano nelle scuole che parlavano ma piemontese, la sa un po'. la sanno un po', e allora le sempre andate a finire che non parlavano un po' più, anche se lo sanno tutti, c'erano su scuotono tutti e sanno tutti che Ah, parlano, senti. però parlei ne poco. Beh, sí, hay tanta actividad, coro. Los coros son por ahí un poquito los que promueven hablar en piemontés, ¿eh? Y es para tanta escuela, ma il coro tira avanti con il Ma i piemontese. cori in piemontesi ne in Cu, soprattutto quelli degli alpini,
che comunque cantano in piemontese, forse cantando piemontese parla scoppin piemontese, però gli è pochi giù che vanno in cori a cantare, perché lì che le lonche forse lo fa coperti una frisa, sì. e che non sono in piemontese gli è proprio pochi che le sanno, e soprattutto le gente più anziane che Anziano. anda, e quindi va un po' a perdisse sto piemontese. E a Come il me non tempo. mi dispiace tanto perché secondo me se niente gli strumenti del Piemonte un po' di piemontese che lo sapete tu. Eh, Almeno, mi la per penso forza. farei se sono in Piemonte. Almeno un po'. Ciammente Luca, ti che sei abbastanza giovane, come è l'affare dei giovinotti laggiù la campagna? O vanno a studiare attorno alla campagna o vanno a studiare e vanno via, ho visto laggiù nelle grosse città? Come è In l'affare? campagna, più niente, ma via tu, perché ti trae troppo cauto su, la terra è bassa, è così. Non abbiamo pas tanto tribulé, diciamo, Per proprio quasi niente, quasi niente, se niente. per quasi niente. La maggior parte vanno a studiare, tanti vanno a studiare per finta, Ah, non per fare niente. Diciamo magari, ma proprio tanta avere traie in no. Italia, no? Quasi più niente. È una malattia da tutto il mondo, Smir, Ma più grandissimo. e i giovinotti van via d'Italia, lo giovani, se vanno d'Italia a vivere a un'altra parte, insomma, parai l'Inghilterra, l'Allemania, parai, come belle sì, niente di insomma, è la gnocca, hanno la gnocca da andare via, hanno nella testa una cosa da andare via, No, cioè, niente, me paesò vi è pancuta l'idea di andare via, che storie sì, no, pancuta no, delle storie non si scappa da casa, insomma, pare. cioè, Stiamo abbastanza tutti a casa e tra ma però la storia di scappare dall'Italia, pare, no, io panco no, niente. manco niente. No, panco niente. Belle sì, la gnocca le andai a lavorare a Italia, per dite, sai fa per cosa, ma van via, sai fa. Sì. Ma niente in te nostri paesoti del Piemonte comunque si stanno bene, lavorano tanto, Sa, ben, diciamo poco di via, però capisco che in città più grosse la gente magari per provare a venire più o a vedere migliori provano a andare in altri paesi, ma per ora niente i nostri paesoti del Piemonte, queste cose sono un po' tanto. son facultad, Cioè, Así que en la actualidad, más o menos, por ahí, digamos así, de las regiones, los pueblos chicos, la gente todavía se queda, Tanta gente alanto che tinga tara o, diciamo, parai, tacqua a vende perché la gente grande a parte e hai cato la terra, diciamo, parai 4-5 grossi che hanno la saccoccia piena, ha cato tutta la terra. Allora a fare più o meno parai o Sì, sì. no? O ha seguito i giovinotti e i neudin ha seguito a lavorare la terra. No, i giovani la maggior parte vanno a trattare oltre fabbriche, oltre la campagna, infatti una volta tutti i pivei, la 21 tocca a terra, anche quelli che trattano la fabbrica, comunque tocca a terra, cilla via per piantare l'uva, fa il vino, due piante schivi, o pare, invece ora i vei vendono tutto perché tocca si vei e chi giù non può più né responsabilità né non fa più tra la terra, allora io ma più, insomma, i 4-5 un po' più grossi che cattano in culo la terra, e hai Ah, più la terra, infatti la terra è abbastanza verita per ogni altro. abbastanza bene. Nonostante niente poca, o che poca ietta che si abbastanza verita. Guardati, Sì, da sì. fare che gli è pochi giù, in è pochi, ma che pochi lì lo portano ancora avanti, ah, però ne è proprio pochi giù che vanno avanti in terra, anche perché chi pochi lì è già gente che la pare, nonno, bisnonno, che l'ha sempre ma fai l'uomo, cioè, quindi ne sono pochi rispetto alla quantità nota. Nota da niente tu la viene a toccare terra con un orto o comunque che ora ne è sempre beh, meno e secondo me ne sarà sempre meno anche perché come diceva Frère, queste aziende grosse che arrivano ti offrono quantità cioè, anche hai elevate, detto i poi soldi e li vendi porta via. e ti te e vendi. Giusto lui voglio chiaramente che la parliamo a Piroli. Perché belle sì, la costuma dai piemontesi della campagna era la casota, insomma, parai, e dopo
galline, e viru, e crave, un po' di ogni sorta di bestie, diciamo, parei, e crin. La gente costuma ancora a tenere tutta quella roba lì o tanto meno, diciamo, parei. Tanto tanto meno, ne è sempre meno, anche perché tieni la bestia in ca, ora come è più difficile per la questione burocratica e poi comunque la bestia mangia tu i dì, quindi te essi tu i dì. Ta Bene. che sia, o si sono spartita, che sia qualcuno della tua famiglia che dà da mangiare e lo guarda. E in cui, soprattutto l'agricoltura, che l'ha sempre sua terra, il va, che che aveva magari due galline, Due galline, c'è insomma, due. quasi galline, una crava o un cream Ah, per fare i salam, però ne è sempre meno, anche per questioni tanto meno. burocratiche. Ah, bene. È sempre un casino per la burocrazia e tutto, magari per avere un cream devi avere un registro di stalla, devi avere l'ASL, è mia storia, là. Tu come un po' più. No, 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 sicuramente que sí. Belle sì, acá todavía se acostumbra, belle siente la campagna, la gente che vive in la campagna e anche belle siente il paesotto, Sì. hanno 30, 40, 50 galline, per dite, et can, una bella quantità, gatte, chat, d'ogni sorta, crin, finché l'hanno da mangiare. Pare che, ci mette un po' Luca, la gente, l'ho visto un po' tutte le filmine, tutta quella roba lì, e che le strade hai tante rotonde. Insomma, la scheda, lo che le chiamiamo è il carnet de conducir, perché per le guide, il permesso per guidare la macchina, insomma, Patente. la patente. Beh, sì, insomma, il carnet, la gente la patente per guidare la macchina. È una roba facile, piena, o è una cosa che sta abbastanza dura, insomma, per complicata? Le patte al dur da piede, che sta a queste car, perché per patente di anche le buone queste 1600 euro, 1600 euro per questa car, e nel mio caso che in cui patenti del camion, in cui penso, infatti è pago in quel piede, Bene. ma te già spendi quasi 10.000 euro per patenti del camion, CQC e una storia l'auta, quasi più in quel piede, Ah, però Lena Fare che ha fatto il bilè e il permesso per quale tempo dura? Quanto tempo ti dura la patente, il permesso? design da macchina. Ah, per 10 anni la Cada macchina. macchina. Bene. Se prendi quella del camion, sì. Ogni Sì. 5 anni tende fer rinnovo. Ah, per rinnovo. Sì, rinnovo. La da fare col psicofisico, come diciamo a Bellesì, Sì. che fanno fare con la carota, con la pianta, tutta quella roba lì, Sì, o no? fa va nel bioraio. Vi avete lì in camion per portare tutto quello che Sì. fanno le scatole La carta. Sì, sì. fallo su. E voi avete adoro per voi avete tutta la sua produzione di Zuma Parai e dopo all'anno post che hanno assicurato tutto l'anno la vendita delle scatole lì. Cioè, le scarpe gli IT ne durano poche, più che altro fumo per gli IT, per i commercianti che portano in giro, diciamo, anche per il mondo, la frutta, però praticamente il 99% fumo scatole per gli IT. Pam, pochissime per gli IT. Forex per la scuola, per esportare fuori. Sì, quasi in tutto il mondo. Per vendere frutta e verdura per portare fuori l'Italia? Cioè, è quasi tutto il mondo fa. Tutto il mondo. Sì, però appunto a prendere tutti gli altri dove fumano e molto male scatola che per i commercianti portano la maggior parte dell'Europa. Però ecco, c'hai articoli che vanno per Bene. i kiwi soprattutto. Bene, velocemente, che diciamo, che scatole ne fanno per cosa? Per il kiwi, per cosa? Per i pomodoro, per i portugai, per cosa ne fanno più? Niente della nostra zona, ne fumo tanti per i pum e i kiwi, no, un po' più per i persi, ora i persi niente, quasi più niente, quindi la maggior parte pum e kiwi. Pum e kiwi. Sì, maggior parte, poi ecco, per le brigne, i prus, i tomatiche, però diciamo il mercato principale è kiwi e pum. Kiwi e pum. Per la tua zona? Sì, la zona, sì, perché noi compriamo una zona proprio piccola, diciamo, intorno a Envie, Bagge, un raggio 60 km distante, quindi è un raggio circa.
E è un'altra impresa, diciamo, parai che fa quel mestiere di scatole? Belle lì a Ramba, no? C'è di altre imprese, anche più grosse che la nostra è tutta un'impresa diciamo familiare, quindi Ma città, insomma, quindi tanti dietti molto più grossi. poi come si chiama l'impresa delle scatole? Centro assemblaggio VM, perché qui al nord mi pare. Allora. Bene, Cioè, bene, bene. E ci avete Paolo, perché mi ciacciare un po', io un po' dall'altro, ma diverse. Io diciamo una cosa e l'altra diciamo un'altra. E la gente d'Italia acostuma ancora al dire la domenica di nuovo per andare a mangiare dalla mare, che la mare fugna da mangiare la roba buona o dalla nonna la roba buona che mangiavi una volta. Mi purtroppo le papillone, però sabato e domenica, sabato Disney o domenica Disney, quella che sto fuori, torni a casa a mangiare da mamma, va Alle sempre bene, è sempre bello. sempre bene. Stessa tavola un po' in famiglia, c'è che tu magari fa per tutta la settimana. È bello, passare un attimo, un momento in famiglia per poter parlare con il Avere capitano. sempre bene. perché Eh, no, mangia bene. La mamma si mangia sempre E bene. dopo mette una scatolina per portare via. Anche per le sia d'ora, acá le decimos el tupper, la scatolacita plastica che loro fanno il fagotticino e lo portano via, Bene. Mamma è sempre la mamma, no? La mamma è sempre la mamma. La gente cosa mangia più? Ma anche, diciamo, parei da di sta all'inverno, la differenza dalla freita alla cauda di gradi, diciamo, parei, è abbastanza lunga. Ma tutto l'anno, diciamo, parei, la pasta si mangia tutto l'anno? Sempre. Sempre. La nostra cara pasta è una cosa che si mangia sempre. E cosa si mangia? Ah. Agnolot, No, spaghetti. e spaghetti. Perché fanno pressa così, tipo, ma sempre pressa. E allora mi dicono che i spaghetti fanno pressa così e Sì. mangio veloce e via. L'altro giorno ma stata con una visita che mi gira da là e contava che ora a sdora tutto che è la fare da mangiare che è congelato, diciamo, apparai e la metto sempre il microonde, come diciamo, apparai dentro il forno e subito a serve da mangiare. A sdora dal dire anche? Cioè, se dovrà tanto, anche se neanche per me, fortunatamente, sono un po' abituati. Nella nostra famiglia il microonde non l'ho mai avuto, ora mi ricatalo per comodità, ma lo dovrò poco o niente. Poco e niente. Sono abituato a la roba nel freezer, ma poi mi piace cucinare, e se ucco, mi piace da mangiare, e allora mi piace, resta un po' più avanti il microonde, mi piace un po' più condire, allora metto tutta cassarola, Bene, un così tutta cassarola. no. Anche se tante volte le copto il microonde, perché arrivi a casa, viscos, mangi sorpresa e poi sono dentro. Ma l'odore la roba da mangiare Perché non sta cassarola. Sai niente, ma con la fortuna che io con mamma, quindi ma sempre andiamo a mangiare la mamma, è sempre me che fa di scaudesse le cose. Mamma chi la fa boh, ma da mamma è una certezza. te sporche niente. E se sporca una cassarola tutta, mamma lava. E so che per chi lo fa neanche. Su Maria, come le la fare? No, me No, scusa, la ma murosa. è strumento più cose diverse. bene. Invece le palamurose sto qua. Ma qualcosa sta male lì, l'idea che Vabbè, c'è. è non per lì per andare a reggere bene. L'attualità di Zuma dell'Italia, voi avete stai in Belesia, ma pochi di, con l'affare dalla carne, vai le volte a mangiare carne alla settimana? Una, due, tre, o come Belesia l'Argentina, Belesia, che insomma, a quello che le chiamiamo la pampa gringa, que estamos acostumbrados a 4 o 5 veces a la semana a comer carne. La gente, come si mangia la carne? Più o meno a sueños, diciamo, parai o poco e niente. Ma dipende. Nostra famiglia la carne sono abituati a mangiare swings, mangiare tanto, 2 o 3 volte alla settimana. Poi ora mi facciamo una moda desi vegano, quindi la carne è sempre meno che la mangia, Sì. quindi
secondo me andrà sempre a calare il consumo. Anche se secondo me in te nostre zone un po' piccite, in tipo paesotti, la carne si mangia e si mangia più. Si mangia con questo. Sì. Si mangia pullata giù? Mangia il pulare. L'unica differenza è che mangiamo pa le vacche come mangi gli altri. Mangiamo tanto crin, tanto pulas, ma le vacche Poche niente. poche niente di vacche. Però, No, la nostra, se è la nostra, non mangiamo pa Però- crinasa sado come gli altri. confrontare, Cioè. se il 90% mangiamo Crin. crin e poi dopo mangiamo con le vacche, però proprio meno. Confronta sì che, a parte che sì mangi, ma che cazzo, E direi un meno male, perché e la mangi pure. Un affare che la staita con il tempo, che la mannuse con il tempo, è l'affare dai nono e ancora i giovinot a fare i salam, a Masei Crin a fare i salam. La gente fa ancora il dire anche, ma se Crin e fare i salam, o è poche niente che fanno, hai anche a te di Zuma per se i salami ne in cu, ma se il crin tanti meno, perché ma se il crin te dal lavoro lungo. E allora tanti cat magari toc can il massatoio e la puliden e fanno i E fanno i salami, salami. metriten e fanno su e niente lo fai 3 o 4 anni tra niente amici con me amici. Sì. È anche una bellissima cosa un momento per truè, se fai festa tu insieme e ma che ti danno un travai lungo anche perché va 2 o 3 mesi a sueie se sbagli resta in fura in Sì. dritta resta in marsen quindi ti fai ben tensione I numeri, ti fai i numeri. bravo Eh? no però gente ti cito paesotti nei che fa Nei tanti meno una volta Ah, beh. sai perché una volta tutte le famiglie facevano il salame ora sei sei pan 10%, 15% tutte le famiglie che gli altri paesi che Poco, fanno poco. è già tanto. Belle sì, a fare io dicevo parlare la fare da fare salam da Masei Crin per fare la festa, perché mi dicono tutti i parenti, tutti i vicini, don tradit festa e dai giù, per fare tutta quella roba lì, che dopo a mangiavo però, ero pillo che convidavo con tanta gente per la visita di Zuma Parè. Mi pare di Zuma sempre, mi pare a dire sempre, piantare lì fet salam, allora finisce i parenti. Porque Ñaiti vivió, sí, en campaña, nosotros vivíamos acá en la campaña y mi papá decía siempre, dejamos de hacer salame, se terminaron los parientes. In una festa che mangi per il salame, mangi il salame per il salame, guarda la festa che è del tour, Bene. il cine, Disney. La gela alla noi di Zuma Parai, un tipo paesot chill. Per le 7 di Zuma a desure, un desure a pien caffè, e una piola diversa, e festa o la gente piuttosto di Zuma presto a vadreme perché intanto lavorare il team umano. Allora, il problema è trovare il piole, perché in citi paesotti ne è sempre meno, però che è solito sono di sorte, Ah, beh. cioè, anche perché insomma giù per ora. Certo. Non che trovo che chi tanto più giù sortono tanto meno, su un PH o comunque si trova in PH e devo dire che in 20 anni sono passato a sorti quasi tutte le sere a comunque i stecco cammino perché se no di no a lavorare però no io un po' la cosa sorti la sera truesse Accanto i giovinot diciamo parai a fan una signa parai per cantare cure o poche niente No, la poche gente niente. grande diciamo poche parai niente le picchi grandi che poi ogni tanto si buttano lì e quasi ognuno ormai canta guardati le produce tanto l'abitudine truesse cantare a parte sine che viene fatte un po' più particolari. niente diciamo sempre che la pandemia e il telefonino hanno rubato tante cose della vita La pandemia la cavane tantissime, il telefonino la rimane più. Perché secondo me il telefonino, il PlayStation e tutte quelle cose lì l'hanno un po' rovinato la gioventù. Una volta sortire, si parla in bici in centro, al paese, trovava, giocava. Ora si parla col computer, con la PlayStation e giocano lì a casa. E anche mica tanti vas a mangiare per lì e diciamo parai una forna enorme che sono cammin che mangiano insieme e a sparrupare tu due sono cammin che una fare che per spaccare ma le parai
Vero. Alle parei da fare. E poi Vi ringrazio a tutti e due per le parole, per un po' condividere la storia, la fare, da come la vita, la gente d'Italia, dai giovinotti che lavorano in campagna. Pare che ringraziate, Grazie a te. ringraziate Luca, Grazie a te. e se avete fare un saluto, dire qualcosa, sono amici dell'Italia perché sono io a arrivare all'Italia. Via Italia. Grazie mille. Grazie a tutti e tutte, sono proprio stai contento di venire a parlare un po' di piemontese, Bene. e senti la gente parlare in piemontese. Bene, ringraziate a tutti, se di voi, ci sentiamo la settimana che viene. Ciao ciao. Auspician alle parei la fare. Riboiro SRL. El Ceibo, Juguetería y Librería. Organización 25 de Mayo. Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada. Comuna de Colonia Anita. Comuna de Colonia Iturraspe. Anza piola su tacà, pan salame un po' pedute, cule un po' pistagionate.